Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. La Giunta approva oggi in manovra e rinvio nomina manager. Oggi il governo regionale approva la manovra economica e il rinvio delle nomine dei manager della sanità. Il primo punto all'ordine del giorno è infatti l'approvazione del disegno di legge di stabilità 2024-2026 presentato dall'assessore all'economia Marco Falcone. La legge di stabilità prevede il finanziamento degli enti locali, interventi per lo sviluppo, lotta al precariato e garanzia dei servizi ai più fragili. Al secondo punto il rinvio delle nomine dei manager della sanità, prevedibilmente fino alla fine di novembre. Schifani: la Sicilia diventerà un grande hub energetico. Il presidente Schifani è intervenuto ieri al convegno sulla transizione energetica organizzato dall'Erga a Palermo in occasione dell'inaugurazione del parco eolico di Partinico Monreale. Schifani ha ricordato che solo 4 regioni hanno aggiornato il piano energetico ambientale: Lazio, Lombardia, Friuli e Sicilia, e che la regione siciliana, per collocazione geografica e caratteristiche ambientali, punta a diventare un importante hub energetico. Il ponte deve portare l'alta velocità in Sicilia. Da tempo diciamo che in Sicilia dovrebbe arrivare l'alta velocità ferroviaria vera e non quella che provavano a spacciare per tale, e invece non è altro che la normale velocità che nell'isola non è ancora arrivata del tutto. Ma finalmente qualcuno lo ha riconosciuto, e non uno qualunque, ma il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, che ieri, parlando del ponte sullo Stretto, ha detto che deve servire anche a permettere all'alta velocità di attraversare la Calabria e arrivare fino in Sicilia. Bene, apprezziamo molto la dichiarazione, adesso venga tradotta in proposte per il governo. Salvini dimentica che la Sicilia è regione autonoma. All'Assemblea nazionale dei sindaci dell'ANCI, Salvini, parlando del ponte sullo Stretto, ha detto che le soprintendenze devono aiutare a fare le cose, non a bloccare o a complicare, e ha aggiunto di averne già parlato più volte con il ministro competente. Con il ministro competente avrà però parlato delle soprintendenze della Calabria, perché dimentica che in Sicilia, regione autonoma, dipendono dal governo regionale e non dal ministro. Aumentano i voli DAE per Catania e Palermo. Per la stagione invernale gli aeroporti siciliani vedono un notevole aumento dell'offerta dei voli. Sia Catania che Palermo avranno un incremento dei voli nazionali e internazionali e quindi dei posti superiore di oltre il 20% rispetto all'anno passato, con buona pace di chi sosteneva che la determinazione del governo Schifani e del ministro Urso nel pretendere un atteggiamento più corretto delle compagnie aeree avrebbe penalizzato gli scali siciliani. Ludopatia: la Sicilia seconda per spesa pro capite. La diffusione del gioco d'azzardo nella versione online e in quella in presenza ha assunto una dimensione davvero preoccupante. La ludopatia è ormai una patologia riconosciuta e raggiunge larghi settori della popolazione, e la Sicilia si trova al secondo posto in Italia con circa 800 euro pro capite e al terzo posto in assoluto nel gioco online con una spesa complessiva superiore ai 7 miliardi e mezzo. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.